passaggio di Gesù da questo mondo al Padre, questa è la Pasqua. Nell'origine anche di questo nome ci sta una festa, il salto, il saltellare. Pasqua vuol dire saltellare di gioia, perché siamo stati chiamati per nome. E allora questo giorno è il giorno che ci ricorda dove tutto è cominciato, il Battistero. Seguite l'uomo con la bocca dell'acqua, che ha detto domenica scorsa. E quindi ci avviciniamo a quel luogo di acqua che ha dato origine alla nostra fede. La fede comincia quando sei chiamato per nome da Gesù. E allora da qui, con l'orazione benedico l'acqua, poi aspergiamo tutta l'assemblea in ricordo del nostro battesimo, dove tutto è cominciato. Dio Onnipotente, origine fonte della vita, benedici quest'acqua, perché purificati da ogni colpa otteniamo la grazia del perdono, la difesa da ogni insidia del maligno, la tua perenne protezione. La tua misericordia, Padre, faccia sgorgare per la vita eterna una sorgente di acqua viva, perché liberi da ogni pericolo veniamo a te con cuore rinnovato, per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso passo e benedico ciascuno di voi con il segno dell'acqua benedetta della
nell'acqua nuova, nell'acqua con la quale ci toccheremo dopo gli occhi, perché la Pasqua ci dona una vista nuova. Ho visto il Signore.
che vincendo la morte del tuo figlio hai risorto, ci hai dischiuso le porte della vita eterna e ci hai colmato di gioia. Conserva i nostri cuori liberi da ogni lontana tristezza, ravviva in noi l'attesa del tuo regno. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Lettura degli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dall'inizio fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirà il regno per Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi. Parola di Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore, perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci
Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, a voi ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, e che fu sepolto, e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai 12. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana. Parola di Dio. Alla acclamazione al Vangelo ci diamo il coro del canto Alleluia, figli e figlie. Benedice dei Padri. Signore sia nel tuo cuore sulle tue labbra perché tu possa proclamare con gioia il Vangelo della Pasqua di Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Maria di Magdala stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le disse: "Donna, perché piangi?" Rispose loro: "Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto." Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva chi fosse Gesù. E disse Gesù: "No, perché piangi? Chi cerchi?" Ella, pensando che fosse il coso del giardino, gli disse: "Signore,
se hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, e io andrò a prendere. E gli disse, va via. E la sepoltò e disse in ebraico, Rabboni, che significa maestro. E gli disse, non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre, ma vai dai miei fratelli e di loro, salve Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Magno tra i discepoli, ho visto il Signore e ciò che l'aveva detto. Parola del Signore. La prima volta che sono andato a Gerusalemme, sono entrato come tutti i pellegrini nel sepolcro, era l'alba alle 4 del mattino, e nel sepolcro di Gesù c'è una scritta in greco, Christos Anesti, non è qui. È inutile che cerchiamo una persona nel posto sbagliato, non è qui, è risorto. Da quel giorno tutti i cristiani si ripetono un saluto che non è buona Pasqua, che non sa di niente, ma ripetono il contenuto della Pasqua, Christos Anesti, Cristo è risorto, e si risponde veramente è risorto. Lo facciamo insieme, Cristo è risorto, o meglio, Cristo è risorto, veramente risorto. Questa è l'affermazione più grande dei cristiani. Non siamo la gente che si vuole bene, ma la gente che stupisce e si stupisce di fronte a questa realtà che i nostri bambini hanno così ben significato, seminando 20 giorni fa, se non sbaglio, un po' di più, il seme del grano, e adesso si ritrovano con una cosa totalmente diversa. E l'avete messa là, appunto nel giardino, e avete detto con un segno il simbolo della risurrezione. Il Signore è il Signore della vita. Guardiamo i semi che gettiamo, sono inguardabili, bruttissimi, ma anche noi siamo come semi gettati, bellissimi quanto vogliamo, ma poi quando siamo sottoterra e si marcisce, uno non si aspetta nulla. Come dice Marta a Gesù, Lazzaro è sepolto da 4 giorni, manda cattivo odore, bruttissimo spettacolo. Non ti ho detto che se credi vedrai il Signore della vita? Lazzaro, vieni qui. E allora quando guardi il seme che hai gettato 20-30 giorni fa e lo guardi adesso, vedi proprio la differenza, non lo conosci più. Maddalena, quanto tempo ha passato insieme con Gesù? Tantissimo. Vuoi che non conosca Gesù? Il Beato Angelico che ha dipinto questo episodio, e ve l'ho messo lì nell'arte della Chiesa, ha descritto proprio una donna che ha non più lo sguardo verso il sepolcro, non gli interessa più, ma verso la novità, che neanche se l'aspetta, ed è il volto del Maestro, e lo scambia per il giardiniere. Ma certo che Gesù è un giardiniere, coltiva il seme che ha gettato della sua parola in ciascuno di noi. Se lo hai portato via, dimmi dove hai messo. Ed è basta una cosa, basta un nome, basta una voce. Tu non mi riconosci dal volto. Chi riconosce il grano dal seme? Un seme genera una spiga bellissima che si staglia nel cielo, una spiga d'oro da cui viene il pane, eppure all'inizio non è nulla. E così Gesù, il Cristo che ha conosciuto, è trasfigurato, è risorto, ma basta la voce. Miriam, Rabboni. È la dolcezza di un incontro. Se avete tempo di leggere il Cantico dei Canti,
letto d'oro, il mio diletto. È un incontro d'amore, perché la risurrezione non è il sepolcro vuoto, la risurrezione non è la sindone, non sono le lenzuola lasciate lì, di cui Gesù non ha più bisogno. La risurrezione è un incontro, è l'incontro tra il Maestro e Maddalena, è l'incontro nuziale tra uno sposo perso e una sposa che credeva di averlo perso del tutto. Nella notte ho vagato per tutta la città, mi hanno preso in giro, i soldati mi hanno preso in giro, ma adesso che ho trovato la macchina del mio cuore non lo lascerò più. Questa è la bellezza dell'incontro di Maria di Magdala con il suo Maestro, l'incontro di una Chiesa con il suo Signore. Ma anche qui il Teatro Angelico ci dipinge le mani, le dita affusolate della Maddalena che toccano il lembo del mantello di Gesù. Non mi trattenere, lasciami andare. Il tuo compito adesso che mi hai ascoltato, che mi hai sentito, che hai riconosciuto la mia voce, è vai dai miei fratelli. E il compito nostro è appunto di dire semplicemente non buona Pasqua, è sempre la festa della grigliata, ma Cristo è risorto, Christos anesti, aletinos anesti. Cristo è risorto, è veramente risorto. Questo è l'inaudito, mai sentito. Questa è l'annuncio di una Chiesa. È la Chiesa che parla appunto con la voce stessa di Dio, perché questa è in fondo la promessa di Dio. Tu risorgerai. Ed è qui che capisci la creazione. In principio è l'arché e il logos, in principio era il dialogo, la parola che dà vita ad ogni cosa. In principio è la luce. L'incontro tra la Maddalena e Gesù si svolge al buio, esattamente come l'inizio del mondo. Era tutto buio, non c'era nulla. Ci fu la luce e questa luce emerge perché è la persona stessa di Gesù. Se vedete nel quadro del Teatro Angelico vi accorgete del colore dell'abito del Signore che riflette ancora la luce del suo volto e la croce che si porta attorno. È il volto solare, luminoso, è il volto di un sole, è il volto di colui che è la luce del mondo. E allora capite che quando Gesù dice, gli angeli dicono agli apostoli, precedetemi in Galilea, là mi vedrete, non dice semplicemente un luogo, dice se vuoi vedere, torna agli inizi. Succede a te come succede spesso magari a una coppia, a persone che non si amano più, che si spengono, che sono senza la fotosintesi, me l'avete spiegata ieri mattina voi bambini, la fotosintesi, vedete quei fiori, quelle piante che sono nel sepolcro, non hanno visto più la luce. Allora devi tornare all'inizio, ripetimi la parola dell'inizio, guarda dove tutto è cominciato. In Galilea sono cominciati gli incontri di Gesù. Andrea, il primo discepolo, Pietro, Giovanni, Giacomo, Natanaele, Sofia, tutti i discepoli di Gesù. Tornate a risentire la voce dell'inizio. All'inizio era così. E l'inizio di Maria di Magdala è la voce. Miriam, ti chiamo per nome. E l'inizio della tua fede non è chissà che cosa, ma è il tuo battesimo. Quando qualcuno ti ha chiamato per nome e ti ha fatto esistere come figlio. Questo è il mistero della risurrezione. Se ti ho fatto nascere, cosa spiega un bambino quando lo battezzi? Perché ti battezzo? Non è un gesto magico, è il gesto con cui ti dico il senso della tua vita, il battesimo. Il senso della tua vita, dire Dio Padre, il senso della tua esistenza, l'eternità, la direzione che prende il tuo esistere, la gioia di dire sono vivo per sempre, la morte è la penultima parola del mondo, l'ultima parola sarà in bocca di Dio ed è la parola della vita, Miriam, o il tuo nome.
Dopo il Vangelo, il canto, Cristo è risorto. So che i bambini hanno una cosa all'appamondo, quello che quando vedi spento vedi tutto il mondo, il completo. Quando la gente comincia a capire come la politica, ci siamo divisi in stati, in regioni, in confini, e gli africani che sanno qualche cosa di come si divide un'Africa con la matita, con il righello e con la squadra. Funziona così purtroppo. Allora all'inizio ci è stato consegnato un mondo unico, in cui c'è posto per tutti, in cui si è tutti fratelli. Chiediamo al Signore che ci sia ancora la voglia di sentire la voce dell'inizio. All'inizio non era così. Ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, il nostro Pasqua, accogli il canto riconoscente della tua Chiesa, custodiscila nella verità e nell'amore e rendila sempre più testimone credibile della buona notizia del Vangelo. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, Redentore del mondo, allontana l'ombra delle guerre, abbatti il mondo di separazione e suscita nei cuori autentici desideri di pace, giustizia e fraternità. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, vincitore del peccato e della morte, raduna i dispersi, illumina quanti vivono nel dubbio o sperimentano il dolore e la solitudine. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, nostra vita, insegnaci a riconoscerti e ad accoglierti nell'ascolto della tua parola, nella celebrazione dell'Eucaristia e nell'incontro con i fratelli e le sorelle. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, unico e necessario Salvatore, accresci il dono della tua grazia in Eperi. Durante la Via Pasquale ha ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana e ravviva in ciascuno l'attesa del tuo regno. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la nostra parrocchia, che ieri ha ricordato i 116 anni dell'anniversario della consacrazione della Chiesa, il Signore risorto ci illumini e ci guidi i lunghi sentieri che portano alla felicità e alla serenità eterna. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Se riuscissimo a dire ai nostri bambini dove sono i nostri morti, invece che raccontare le favole, stanno sulla nuvola, stanno chissà dove, chissà di casa. Abbiamo i mani individuati per parlare noi dell'eternità. Allora anche qualche volta parlare anche della conclusione dell'esistenza. Conclusione improvvisoria, dove sono i nostri morti se non in Dio? Allora li facciamo passare questi volti che non abbiamo più davanti. Li vediamo in Dio, li vediamo nella sua pace, nella sua serenità, nell'immagine più bella che abbiamo, che è il paradiso, il giardino. E pensiamo lì, pensiamo all'incontro con loro. Dio che nella risurrezione di Cristo ci restituisce a vita eterna, concedi al popolo da te redento fede salda,
speranza incrollabile, donaci di attendere senza dubitare il compimento delle tue promesse. Per Cristo nostro Signore. Secondo la movimento del Signore, vuole quando sull'altare scagliamoci un po' di Accompagniamo Antonio con il canto Voluntario Gesù.
salvaci dal giudizio, che meritiamo come peccatori, poiché da questa condanna ci ha liberato Cristo, nostra Pasqua, che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Ringraziamo il Signore nostro Dio. E veramente cosa buona e giusta ringraziarti, Padre Santo, con tutto il cuore lodato, autore e creatore del mondo, Cristo Gesù, che possiede con te la natura divina, si è offerto volontariamente alla morte di croce. Egli è stato prefigurato nel sacrificio del figlio di Abramo, Isacco. Il popolo di Mosè, uccidendo l'agnello senza macchia, ne preannunciava l'immolazione pasquale. I profeti lo hanno previsto nei secoli antichi, come il servo che avrebbe portato i peccati di tutti e di tutti cancellato la colpa. Questa è la vera Pasqua, esaltata dal sangue di Gesù, nella quale, o Padre, la tua Chiesa celebra la festa che dà origine a tutte le feste. Il tuo figlio, come schiavo, si consegna prigioniero agli uomini per restituire la libertà piena ai credenti, e con una morte veramente beata vince per sempre la loro morte. Ormai il principe delle tenebre è sconfitto e noi, tolti dall'abisso del peccato, ci allegriamo di partecipare con Gesù risorto al regno dei cieli. Per questo mistero di salvezza, con tutto l'universo, con tutto il popolo dei credenti, che in cielo e in terra canta la tua lode, eleviamo a te, Padre, l'inno di lode. Veramente santo, veramente benedetto sei tu. Tu ci hai voluto in comunione di vita col figlio tuo, eredi con lui del tuo regno, cittadini del cielo e compagni degli angeli, se conserviamo con fede pura il mistero cantato dalle schiere celesti. E noi, elevati a tale dignità da poter presentare a te, per l'efficacia dello Spirito Santo, il sacrificio sublime del corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo, tutto ormai speriamo nella tua misericordia. Per la redenzione del mondo egli andò incontro liberamente alla passione, che ricordiamo con venerazione e con amore, e per istituire un sacrificio quale sacramento di salvezza, per primo offrì se stesso come vittima e
comandò di ripresentare l'offerta. Alla vigilia di partire per la salvezza nostra nel mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, Gesù prese il pane e alzando gli occhi al cielo che Dio Padre suo onnipotente, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, alzando gli occhi al cielo che Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annunzierete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno, finché di nuovo verrò a voi dal cielo. Mistero della fede. Obbedendo al divino comando, noi celebriamo, Padre, questo mistero e ricercando nel convito del corpo del Signore una comunione inseparabile con Lui, ne annunziamo la morte. Manda a noi, Padre onnipotente, l'unigenito tuo Figlio, tu che ce lo hai mandato con amore spontaneo, prima ancora che l'uomo potesse cercarlo. Da te che sei Dio ineffabile e immenso, lo hai generato Dio ineffabile e immenso a te uguale. Donaci ora quale fonte di salvezza il suo corpo che ha sofferto per la redenzione degli uomini. Guarda propizio a questo popolo che è il tuo possesso e a tutta la tua famiglia che in comunione con il nostro Papa Francesco e con il nostro Vescovo Mario rinnovando il mistero della passione del Signore, proclama le tue opere meravigliose e rivivi e la tua chiamata a libertà. Tu che ora ci raduni col vincolo di un amore sincero nell'unità della Chiesa Cattolica, servaci per il banquete del cielo e per la partecipazione alla tua comunione con la Beata Vergine Maria, Santa Cruz e tutti i santi. Con il Signore nostro Gesù Cristo, nell'unità dello Spirito Santo, a te, o Padre, l'onore, la lode e la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre nell'eternità e per tutti i secoli dei secoli. Allo spezzare del pane, il canto morimo con te sulla croce.
nella beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Imploriamo con forza per la pace tutti insieme. Il Signore Gesù Cristo, che rilegge il vostro, vi lascia la pace, vi dona la pace, non guardate al nostro peccato, ma alla fede della tua Chiesa. Dona verità e pace, secondo la tua volontà, che vivrete in secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Quando Gesù appare dopo la resurrezione agli apostoli, stette al centro, stette in mezzo. Ecco Gesù, al centro della nostra vita, della nostra Chiesa, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quelle vigilie ci potranno ricevere la comunione anche alla sinistra dell'altare, prima di tutti gli altri. Accompagniamo la comunione con il canto Risulta Gesù.
Mi hanno insegnato che le donne, ma non solo le donne, amano con le orecchie, hanno bisogno di sentire le parole, hanno bisogno di sentire ti amo, ti sposo, ti chiedo perdono, ti ringrazio, scusami. Quest'oggi dovremmo sentire tutti qual è la parola di Donizi che non pronuncio più. È una persona amata da me stesso. Qual è la parola che ha dato inizio a tutto? Perché si è spenta, ho bisogno di risentirla quest'oggi. Domani le Sante Messe sono alle 10:30 e alle 17:30, poi giovedì c'è un bellissimo incontro alle Convesine dedicato a Don Milani, sarà con noi il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Gianni Zuppi, che ci parlerà di questa figura splendida, alle ore 21, le notizie trovate anche alle porte della Chiesa dei Volantini che iniziano l'evento giovedì, giorno 4. Domenica prossima, evento per la nostra comunità, non soltanto celebra l'anniversario della consacrazione, ma celebra soprattutto le pietre belle dei battesimi del pomeriggio e al mattino le prime comunioni. Pertanto le messe sono dalle 8, 9:30 alle 11 la celebrazione della messa di prima comunione. Preghiamo. Padre, proteggi sempre la tua Chiesa, perché rigenerata nel mistero pasquale possa giungere alla pienezza gloriosa della resurrezione, per Cristo nostro Signore. Salutiamo e ringraziamo Padre Gianni Rinde che ci ha fatto compagnia e ci ha accolto questa settimana nel segno del perdono, della riconciliazione, dell'affetto, lo preghiamo. Anche ai ragazzi di terza media delle parrocchie della nostra diocesi che domani con San Domenico partono per il pellegrinaggio ad Elica, alle tombe dei padri di San Pietro e di San Paolo, di questa professione di fede sulla tomba di Pietro a Roma, domani tutte le vittorie anche di là. Salutiamo il padre Arnaud che ci ha accompagnato anche in questa settimana, che continuerà ad accompagnarci anche quest'anno. E ringraziamo veramente tutti coloro che ci hanno reso belle questa settimana santa, impegno più volentieri, e ringrazio veramente tutti gli auguri. Vi giunga il saluto della Terra Santa da parte di Padre Giuseppe, per il quale abbiamo raccolto il nostro offerto di Quaresima, che ti faremo giungere senz'altro. Adesso vi benedico con la benedizione solenne. Il Signore sia con voi. Inclinatevi per la benedizione. In questo santo giorno di Pasqua vi riempia di gioia. Dio Onnipotente vi custodisca da ogni peccato. Amen. Dio che nella risurrezione del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Voi che dopo i giorni della passione celebrate con gioia la risurrezione di Gesù, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su voi e con voi e rimanga sempre. Ma credo che sia bello questo segno, con qualsiasi acqua che in casa, bagniamoci gli occhi. È il segno della vista nuova ritrovata con la fede, gli occhi della fede, che vedono appunto con la prospettiva di Dio.
Questo è il segno più bello e più semplice che può essere alla porta di tutto, o con l'acqua del battistero. Va bene? Concludiamo dicendoci: Cristo è risorto. Buona domenica di Pasqua.